Si sta avvicinando l'inizio dell'anno scolastico, che in Veneto è previsto per il 12 settembre, quindi per le famiglie italiane è tempo di acquistare libri di testo. Nel 2016 aumenta la spesa per il materiale scolastico fino a 1.250 euro per avere tutto l'occorrente necessario, mentre diminuisce quella per i libri, che rimane comunque una delle voci più incisive sul bilancio. Per questo motivo, molte famiglie scelgono di acquistare libri scolastici usati, arrivando a risparmiare anche il 50%. Una soluzione è rappresentata dai mercatini dei libri usati. La rete degli studenti medi del Veneto ha organizzato in tutta la regione mercatini autogestiti, per permettere agli studenti di vendere e comprare libri scolastici ad un prezzo vantaggioso. Venezia, Padova, Belluno, Feltre e Conegliano sono i comuni che hanno aderito all'iniziativa. A Venezia il mercatino si tiene nelle giornate del 31 agosto e 1 settembre, dalle 11 alle 18, in campo Santi Apostoli. A Padova è in programma da lunedì 5 a mercoledì 7 settembre, in piazza Capitaniato, dalle 11 alle 18. A Belluno il 3 e 4 settembre in via Tiziano Vecelio 71, mentre Feltre e Conegliano hanno optato per la creazione di una pagina Facebook per la vendita dei testi.